Stefano Bottani, allora 5-0 l'andata, 3-0 al ritorno, diciamo che la Fiorese porta bene la Clivense. Sì, porta bene e meno male. Siamo molto contenti, bella giornata, festeggiamo questa giornata e ci mettiamo al lavoro per la prossima sicuramente. Avevate preparata così, no? Comunque subito aggressiva la squadra, però anche provvidenziale dietro, sentivamo anche Pavoni che con le sue parate poi è stato decisivo per il risultato finale. Sì, decisamente oggi il Pavone ha fatto molto bene, ma come tanti oggi hanno fatto bene. Partita preparata in questa maniera ed eseguita perfettamente. Hanno avuto poi anche spazio nel finale molti giovani, anche complice l'assenza, no, di alcuni giocatori, infatti ti chiedo come stanno, Tobanelli, Venitucci e anche Cibin. Hanno qualche problemino, ho la paura che probabilmente 2 su 3 non so se riusciamo a recuperarli per la prossima, però faremo di tutto per riuscirci, ma la vedo dura. Comunque ora una settimana per preparare al meglio la partita di sabato, perché appunto si gioca in anticipo di sabato e i giocatori sono carichi per affrontare al meglio questo big match. Sì, molto carichi, mentalità giusta. È un momento positivo e cerchiamo di portarlo più avanti possibile. Grazie.